Assessore Di Mauro, ecco, si parla di un rimpasto in giunta, nella giunta Schifani. Cosa ci può dire di novità? Ma nulla di particolare, del resto abbiamo avuto giunta l'altro giorno, il Presidente era in seduta, nessun accenno, nessuna indicazione. Credo che anche ci sia da parte del Presidente della Regione un momento di riflessione per via della morte del Presidente Berlusconi. Quindi andiamo avanti, il Governo è impegnato ad avviare tutta l'attività legislativa che è già pronta perché è stata esaminata appositamente dalle commissioni e con l'attività legislativa credo che dovremmo dare delle risposte ai siciliani. Poi il resto si vedrà, può cambiare qualche uomo, ma comunque la Giunta ha un obiettivo, è quello di portare lavoro e serenità ai siciliani. Senta, si parla di un accordo di CIE di Cuffaro e MPA di Lombardo per cercare di catturare il voto politico che Berlusconi può lasciare almeno in Sicilia con a capo Schifani. Queste sono le ultime novità di stampa. Cosa c'è di vero? Sono, mi permetto di dire, anche fantasie giornalistiche, nel senso che Berlusconi era appena morto e già c'è stata un'intervista che ritengo non sia in linea con un momento che è quello certo di rispetto verso la persona di Berlusconi, che è stato il fondatore del centrodestra. L'idea complessiva è quella di confermare il centrodestra e quindi le forze politiche che ci sono. Non sono stati fatti incontri, non sono state date indicazioni, si attende di comprendere cosa sarà Forza Italia dopo la morte di Berlusconi e solo dopo potremo cominciare a ragionare concretamente sulle iniziative che questo centrodestra in Sicilia dovrà assumere. Molto dipende, ovviamente, lo ripeto ancora una volta, da che cosa farà Forza Italia e comunque ognuno di noi fa la sua strada e poi vedremo le cose che in comune decideremo. Si lavora per le prossime europee con il suo movimento, che intenzioni ha? Ma noi parteciperemo certamente alle elezioni, l'abbiamo fatto la volta scorsa votando a Romano, ottenendo 75.000 voti, per 1.500 voti non è eletto. Vedremo nel corso di queste elezioni come si comporrà il nuovo quadro politico e presenteremo anche noi il nostro candidato. Ecco, in campo del suo assessorato sull'energia c'è una forte richiesta purtroppo per lo smaltimento dei rifiuti che tanti comuni non sanno dove metterli. Ecco, qual è la chiave di svolta che lei darà o che ha già fatto anche in questo senso? Abbiamo immaginato, ormai siamo sul punto di concludere l'operazione di affidare l'incarico per la redazione del piano dei rifiuti e l'idea è quella complessiva di realizzare i cosiddetti termovalorizzatori, che per noi sono la conclusione di un processo finale che deve vedere da un lato un forte impegno relativamente alla raccolta differenziata e poi portare praticamente presso i termovalorizzatori quell'altra parte residua per raggiungere l'obiettivo che è quello determinato dall'economia circolare. Siamo in linea con le direttive energetiche dell'Europa, Assessore? Sì, siamo certamente in linea, daremo adesso una linea guida per quanto riguarda le comunità energetiche, faremo in modo di utilizzare al massimo le risorse dei fondi comunitari e stiamo aspettando di superare le condizioni di agibilità che sono determinate dal superamento di alcuni parametri che sono stati assegnati dall'Europa e solo dopo potremo cominciare a spendere le risorse. Una domanda sulla sua città, la città che l'ha eletta, Agrigento, Capitale Cultura 2025, quanto è importante e se come Regione farete qualcosa per supportare? Ma certamente è stato un grande risultato dovuto alla buona amministrazione, alla buona alleanza che c'è nella città di Agrigento, a un buon progetto, a un'iniziativa che è stata condotta con grande, mi permetto di dire, con coraggio, perché presentare un'istanza, presentare un progetto e rischiare di averlo bocciato per la seconda volta avrebbe determinato una delusione ai cittadini. Invece siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato e la Regione non può che essere in sintonia con questa iniziativa, apportando le dovute risorse che possono consentire a questa città di presentarsi al meglio nel 2025.